Continua l'emergenza sbarchi a Lampedusa nel fine settimana, oltre 900 le persone sbarcate e soccorse. Nostra intervista al questore di Agrigento Emanuele Ricifari. Appello dell'Ordine degli Architetti di Agrigento per la realizzazione dello scalo aeroportuale in provincia. Presa di posizione del PD agrigentino su Agrigento capitale della cultura e sulla sua fondazione. Finanziamento in arrivo per 8 milioni di euro per la ristrutturazione del comune di Agrigento da parte del ministro Salvini. Il rigassificatore di Porto Empedocle è stato tolto dal Ministero dal Piano Nazionale Energetico. Mare Amico in un video denuncia i pericoli sull'emergenza erosione coste e dissesto idrogeologico nella nostra costa. Rifatta la villetta a Realmonte, successo a Ioppolo per la sagra del melone giallo. L'Acragas vince per 8-0 l'amichevole contro il San Giovanni Gemini. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale. Apriamo oggi lo stesso con un fine settimana intenso di sbarchi, quelli che si sono registrati a Lampedusa, che ha visto la partecipazione dei militari dei vari corpi per salvare centinaia di migranti, fattivo l'impegno della questura di Agrigento. Abbiamo sentito stamani in merito il questore di Agrigento Emanuele Ricifari. Una giornata intensa quella di ieri a Lampedusa in merito di soccorsi. Ecco, lei è stato presente, ha informato gli organi di stampa puntualmente e costantemente. Ecco, ci vuole aggiornare un po' di quello che è successo ieri? Allora, sulla giornata di ieri si sono poi materializzati, si sono dispiegate tutta una serie di situazioni che si erano presentate già nella giornata di sabato. Innanzitutto la Capitaneria è intervenuta in mare per 2 distinti episodi di naufragio, salvando complessivamente 57 persone e portandole a Lampedusa. Circa una trentina in questo caso, rispetto alle domande che sono state fatte ai naufraghi, dovrebbero risultare dispersi. Il luogo dove il naufragio è avvenuto è al di fuori delle nostre acque territoriali e verosimilmente in acque tra le acque SAR maltesi e quelle tunisine. La seconda questione, quella che ci ha tenuto più direttamente in attività, è quella di uno sbarco di fortuna, in realtà di un naufragio, ma un naufragio avvenuto a terra, sostanzialmente un'imbarcazione per effetto delle cattive condizioni del mare è arrivata a ridosso della costa di ponente di Lampedusa e avventurosamente 34 persone, per fortuna non c'è stato alcun disperso, si sono assiepate su un'insenatura interna a una scaffa negli scogli a circa 7-8 metri dal mare, ma con altri 35-40 metri di dislivello sopra la testa, su una timpa da quella parte dell'isola. La Capitaneria, che li aveva subito individuati, ha provato a più riprese ad avvicinarsi nella pomeriggio e nella serata di sabato e ancora di nuovo la mattina di domenica, ma ha dovuto desistere perché le condizioni del mare peggioravano e non poteva operare con la necessaria sicurezza. Allora si sono studiate assieme ai vigili del fuoco le possibilità di intervenire diversamente. Nel frattempo sempre Capitaneria e Vigili del Fuoco hanno calato delle provviste dall'alto con dei verricelli e hanno potuto così alimentare e dare acqua a queste persone, che comunque, rispetto anche al monitoraggio che faceva la Capitaneria via mare, erano abbastanza al sicuro. Per quanto il mare fosse molto forte, questa insenatura li proteggeva sufficientemente.
sono state calate anche delle coperte oltre che i generi di conforto, e questo ha consentito di preparare e predisporre delle operazioni di soccorso che sono state anche molto complicate. Le abbiamo dovute coordinare noi come autorità di pubblica sicurezza. C'era sul posto il funzionario che in questo momento segue le operazioni sull'isola, il dottor Castelli, che ha preso dalla Capitaneria, soprattutto dai Vigili del Fuoco, della possibilità, che era già stata attivata, di interessare il soccorso alpino e speleologico. Sono arrivati questi tecnici da Trapani, mentre da Catania sono arrivati gli elicotteri con i quali, elicotteri dei Vigili del Fuoco e della stessa struttura del soccorso, potevano operare a ridosso della costa, e attendendo un momento favorevole di leggero calo del vento si è dato inizio alle operazioni. Le operazioni sono cominciate intorno all'1 meno un quarto e intorno alle 5 erano terminate, avendo portato in salvo tutte e 34 le persone, tutti adulti. Adesso non ricordo esattamente la distribuzione tra uomini e donne, comunque se non sbaglio erano 17 uomini e restanti donne. Anche tra questi tutte persone in buone condizioni, tranne una donna incinta che è stata messa in osservazione ma che non correva alcun pericolo. Per il resto sono stati rifocillati, rianimati e portati all'hotspot. Per tutti si tratta di subsahariani, quindi provenienti dall'area subsahariana, e tutti quanti riferivano di essere partiti giovedì sera. Un altro naufragio a Lampedusa, 69 i superstiti, 32 dispersi e 2 morti, di cui un bimbo di 2 anni e una donna incinta di 9 mesi. Le motovedette della Guardia Costiera CP324 e CP319, con a bordo i migranti salvati in mare e 2 corpi senza vita, sono arrivate al porto di Lampedusa nelle scorse ore. Una motovedetta ha recuperato 29 uomini e il corpo del bimbo ivoriano di 1 anno e mezzo. L'altra è arrivata al Molo Favaloro con 18 uomini, 10 donne e la salva della donna ivoriana incinta di 9 mesi che viaggiava con il marito. I 2 cadaveri sono stati subito trasportati nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa. Secondo il racconto dei superstiti risulterebbero 32 dispersi, verosimilmente morti tra le onde. I 2 barchini sarebbero partiti da Sfax, in Tunisia, tra mercoledì e giovedì scorso, entrambi naufragati per le pessime condizioni meteo che persisteranno ancora nei prossimi giorni. Tutti i migranti sono subsahariani provenienti dalla Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Senegal, tutti trasportati all'hotspot sui mezzi della Croce Rossa italiana. 2 sono stati trasportati in ambulanza al poliambulatorio dell'isola e successivamente con l'elisoccorso del 118 ad Agrigento. Gli uomini della Guardia Costiera con il Mare Forza 5 hanno operato in uno scenario complicato con onde fino a 4 metri. Si prevede mare mosso ancora per qualche giorno, dichiara il questore di Agrigento Emanuele Ricifari. Speriamo che si fermino e non vengano indotti a mettersi in viaggio e prendere il largo. Con questo mare molto mosso sarebbe una mattanza. L'Ordine degli Architetti di Agrigento, attraverso una nota stampa a cura del suo presidente Rino Lamendola, ribadisce come le emergenze di quest'estate sottolineano l'urgenza di costruire lo scalo agrigentino, il servizio. Il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola interviene oggi attraverso una nota stampa sulla necessità di costruire un aeroporto nell'Agrigentino. L'estate rovente e i recenti incendi hanno coinvolto in qualche modo gli aeroporti di Palermo Punta Raisi e di Catania Fontana Rossa, dimostrano l'urgenza di realizzare in Sicilia un nuovo scalo aeroportuale che da un lato costituisca un punto di riferimento per le emergenze come quelle recentemente registrate e dall'altro sia in grado di garantire la propria sostenibilità economica attingendo a un bacino di utenza diverso dai primi 2. Sappiamo bene che gli scali aeroportuali di Birgi e di Comiso, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Lamendola, non possono puntare su un adeguato bacino di utenza per l'evidente sovrapposizione
con i vicini aeroporti di Palermo e Catania, per cui è fin troppo ovvia l'opportunità e l'urgenza di costruire un nuovo scalo aeroportuale nel territorio della provincia di Agrigento a servizio del notevole bacino di utenza della Sicilia centro-meridionale, peraltro alimentato da turisti attratti dalla Valle dei Templi e dalle emergenze culturali, ambientali e storico-artistiche del nostro territorio. Ciò sarebbe peraltro in linea con il Piano Nazionale degli Aeroporti che, proiettando i dati raccolti al 2035, anche se non prevede nuovi scali nella Sicilia centro-meridionale, evidenzia la necessità di incrementare il sistema aeroportuale siciliano, ritenuto insufficiente in relazione al flusso costante della crescita dei passeggeri, puntando seppure sulla timida apertura del Piano Nazionale degli Aeroporti e confidando sull'impegno e sull'operatività del Governo nazionale e della Giunta regionale in tema di infrastrutture, conclude il Presidente dell'Ordine Rino Lamento, lanciamo ancora una volta un appello alle istituzioni competenti affinché venga presentata urgentemente al Ministero delle Infrastrutture e all'ENAC la richiesta di inserire lo scalo agrigentino nella programmazione nazionale, allegando un dossier sulla sua sostenibilità economica, per la redazione del quale l'Ordine degli Architetti ne offre la propria collaborazione in sintonia con le altre associazioni, professioni tecniche, comitato promotore e quelle categorie impegnate per la realizzazione dell'infrastruttura che riteniamo fondamentale per lo sviluppo socio-economico della nostra terra. Dura presa di posizione del PD agrigentino su Agrigento capitale della cultura 2025, comincia male il suo percorso e quando ci ha dichiarato il segretario cittadino del Partito Democratico Nino Cuffaro ai nostri microfoni. Nino Cuffaro, neosegretario del Partito Democratico ad Agrigento, oggi attraverso una nota stampa prende posizione su Agrigento Capitale 2025 e sulla costituzione della futura fondazione. Ecco, in breve, qual è la sintesi di questo documento e della vostra posizione politica? Ma noi partiamo innanzitutto da un apprezzamento notevole per quella che è la qualità del progetto che ha vinto il titolo di appunto per Agrigento. Si tratta di un progetto molto raffinato, di un progetto che esprime una visione di Agrigento che noi condividiamo. Si parla di integrazione, si parla di Agrigento porta d'Europa, di accoglienza, di sviluppo sostenibile, si parla di sviluppo alternativo. Ecco, noi riteniamo però che la città abbia bisogno di una serie di interventi perché non è pronta per accogliere un evento di questa portata e per gestire la presenza di un flusso di centinaia di migliaia di turisti che si spera verranno ad Agrigento nel 2025. Noi non abbiamo un sistema di trasporti urbani efficienti, da poco è stato rinnovato il contratto con la TUA ma non è stato assolutamente potenziato, non abbiamo un servizio di taxi adeguato alla bisogna, ci sono solo 4-5 tassi ad Agrigento ed è difficile pure ritrovarli, non abbiamo un sistema per quanto riguarda i trasporti interurbani particolarmente efficienti, in questo momento siamo privi di treni e con autobus che portano ad Agrigento per strade molto tortuose, c'è quindi un lavoro enorme da fare non solo all'interno della città ma anche nei rapporti con le istituzioni regionali che devono darci una mano per poter gestire al meglio questa situazione. Poi si può parlare anche di parcheggi che mancano, della pulizia della città che è carente, del decoro che è assolutamente inaccettabile, dei sottopassaggi che non funzionano, delle opere che sarebbero utilissime e che non sono state ancora riaperte nonostante le assicurazioni da parte della Giunta. Mi riferisco per esempio al Museo Civico di Piazza Pirantello oppure per esempio a Palazzo Tommasi o all'ex collegio dei Filippini che dovrebbe ospitare proprio in vista degli eventi di Agrigento 2025 il museo della città. Ora, cosa sta succedendo? Che invece di concentrarsi su queste questioni, di preparare la città a questo evento, di fare un cronoprogramma, di capire cosa si può fare, in che tempi e con quali risorse, tutta la discussione si è aggrovigliata attorno alla fondazione. Dopo 4 mesi e mezzo è stato partorito un topolino, cioè uno statuto che è assolutamente discutibilissimo, un qualcosa che si poteva fare nell'arco di mezz'ora, uno studente di giurisprudenza del primo anno riesce a farlo in pochi minuti, ci abbiamo messo quasi 4 mesi e mezzo e alla fine è altamente discutibile sia la forma che la sostanza. La forma perché si è rotto quel principio che ha portato Agrigento a vincere questo premio, che era quello della collegialità, di mettere assieme istituzioni private e pubbliche
della provincia e fuori, con primarie istituzioni nazionali come per esempio il FAI o Italia Nostra, e nel caso dello statuto della fondazione non è prevista la presenza per esempio del comitato di gestione di società assolutamente prestigiose, di enti privati come il FAI o Italia Nostra e di altri enti, diciamo, locali che comunque hanno un rilievo estremamente importante. Un ente pubblico come la Camera di Commercio non può non essere in un organo di gestione per un evento che avrà un impatto economico importantissimo per Agrigento, così come il MUDIE per esempio. Allora perché si fa questo? Perché si arriva a una situazione, diciamo, di rottura, come ha sottolineato il Presidente della provincia in 2 interventi pesanti, in 2 lettere che non hanno avuto alcuna risposta da parte del sindaco. Dell'università. Sì, dell'università, perché probabilmente c'è l'idea che questa fondazione debba essere appannaggio di una parte politica e che debba servire non per dare lustro alla città, non per cogliere un'occasione culturale, di immagine e quindi anche economica per Agrigento, ma semplicemente per gestire una serie di risorse parcellizzandole in una miriade di interventi fatti di piccoli appalti, incarichi, consulenze, assegnazioni a diverso titolo che possano costituire una base elettorale. Non dimentichiamo che nel 2025 scade il Consiglio Comunale e si andrà a votare per l'elezione del nuovo sindaco. Se questa dovesse essere la finalità, è chiaro che immiseriamo questo momento e noi faremo di tutto perché questo non accade. Quindi noi lanciamo un appello veramente a tutte le forze vive della città ad essere vigili, a partecipare a questa fase, a farsi sentire e a far sì che diventi un bene collettivo per l'intera città di Agrigento, per le istituzioni ma anche per i cittadini. Finanziato il progetto lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Municipale per un importo di circa 8.524.000 euro. Ringrazio il ministro Salvini quando ha firmato dal sindaco Francesco Miccichè. Il 21 giugno scorso ho inviato una nota a mezzo PEC al Ministero delle Infrastrutture avente a oggetto la richiesta di finanziamento per Agrigento Capitale della Cultura 2025, infrastrutture del territorio urbano della città di Agrigento, dichiara il sindaco Miccichè. Ho inserito 14 progetti esecutivi cantierabili redatti dagli uffici comunali, tra cui lavori di ristrutturazione e di restauro del Palazzo Municipale per un importo complessivo di 8.524.000 euro. Bene, il progetto è stato finanziato, ancora una volta il governo nazionale, afferma Miccichè, dimostra di essere accanto ad Agrigento e di questo ne sono felice. Ringrazio il ministro Salvini e auspico che possano essere finanziati anche gli altri progetti esecutivi presentati. E nell'ambito nazionale del piano per l'energia presentato dal Ministero dell'Ambiente all'Unione Europea non è previsto il rigassificatore a Porto Empedocle. Il settore del gas scompare quindi la struttura empedoclina, 1 miliardo circa per attrezzature. La Sicilia a ricevere navi gasiere con a bordo gas liquido da riportare allo stato di riforme nei rigassificatori. L'anno scorso la dichiarazione dell'amministratore di Enel Francesco Starace aveva riacceso il dibattito su un vecchio progetto dei primi anni 2000 a Porto Empedocle nell'Agrigentino, destinato a rimanere nel cassetto secondo i piani del Ministero che prevedono solo 2 nuove strutture, una a Piombino e l'altra a Ravenna, pur lasciando la porta aperta alla valutazione di ulteriori iniziative nel sud Italia e in Sardegna. Un video di Mare Amico curato dal responsabile Claudio Lombardo registra le emergenze dell'erosione costiera e del dissesto ecologico nei nostri litorali. Il video. Questo era un esempio dell'erosione costiera con un mix di dissesto idrogeologico. Questa era una grandissima piazzola di sosta, si facevano pure picnic fino a qualche anno fa. Poi l'azione combinata del mare con l'erosione costiera e insieme con il dissesto idrogeologico, da qui viene giù acqua sorgiva, il mix di tutto questo ha provocato un arretramento e un crollo di tutta questa zona che non esiste più.
Questa è una zona di frana seria. Più avanti abbiamo una zona di frana che sta aggredendo la strada statale 640. Una frana che arriva fino a 10 metri dalla sede stradale, e proprio per questo motivo la Regione Sicilia sta intervenendo con un grosso intervento di salvaguardia. Questa collina arretra, come dice l'ANAS, 2 metri l'anno, quindi è presumibile che se non si dovesse intervenire subito, fra 5-6 anni la strada statale 640 verrà aggredita. Questa statale è importantissima perché è l'unica strada che permette ai camion che arrivano a Porto Empedocle di andare verso il centro Sicilia, la Caltanissetta, quindi Catania e Palermo. Chiudere questa strada significherebbe riportare Porto Empedocle ad Agrigento agli anni 50, quando i camion attraversavano Porto Empedocle. Qui ci troviamo a Zingarello e Drasi, e questa è una delle zone dove più caratteristica è l'erosione costiera. Dietro le mie spalle c'è un bunker della seconda guerra mondiale e ci fa capire il livello di erosione che c'è stato in questi anni. Il bunker si trova a circa 70 metri dalla riva e ovviamente era sopra la collina, come si usava a costruire questi bunker. Quindi da questo abbiamo la prova che almeno 70-100 metri di erosione sono avvenuti in questa zona. Questa zona ovviamente vi è il divieto di balneazione perché quasi giornalmente abbiamo dei crolli, però nonostante questo purtroppo alcune persone la utilizzano a loro rischio e pericolo. Questo è l'emblema della erosione costiera nella città di Agrigento. Tutto il sud Italia è aggredito dall'erosione costiera. Per fare un esempio, qui ad Agrigento, città di Agrigento, abbiamo 16 km di coste. 9 km di queste coste sono non balneabili poiché aggrediti dall'erosione. Cioè Agrigento si prende il lusso di perdere il 42% della propria spiaggia perché il fenomeno erosivo le ha aggredite. Situazione ancora più grave lo abbiamo ad Eraclea Minoa. Eraclea Minoa negli ultimi 30 anni abbiamo avuto una perdita di ben 200 metri di spiaggia e 50 metri di boschetto, prima che la regione intervenisse con dei lavori che noi plaudiamo, però avremmo voluto più che, come si vede, delle barriere subortogonali. Avremmo preferito delle barriere soffolte che dal punto di vista dell'impatto visivo sarebbero state meno aggressive. A Realmonte è stata restituita alla città la villa comunale dopo i lavori di restyling in servizio. È stata restituita alla cittadinanza la villa comunale di Realmonte dopo gli interventi di messa in sicurezza, sistemazione e rifacimento dell'arredo urbano. Un altro traguardo importante raggiunto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Sabrina Lattuca. Non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione. Oggi si inaugura la villetta comunale, oggetto del nostro programma politico, e dove insomma abbiamo tribolato un po' perché c'era un dissesto idrogeologico sotto la vecchia fontana, quindi è stato necessario fare dei calcoli, depositarli al genio civile eccetera e mettere a punto intanto la sicurezza, cosa che è stata fatta. Successivamente
sicuramente ci siamo occupati della riqualificazione delle parti verdi, ma anche dei cori. Colgo l'occasione per ringraziare, l'ho detto precedentemente, chi ha partecipato anche su base volontaria e gratuita, chiaramente non passando per l'amministrazione, ma per le ditte che avevano il compito di installare questi manufatti. Ecco, alcuni artisti del territorio hanno donato alla collettività la loro arte, ecco, su base volontaria, gratuita, e dando un po' di bellezza a questo comune così bello, così accogliente. Si vede, il progetto ha lo scopo di restituire il Mediterraneo a Realmonte, l'elemento fondamentale è l'acqua come fonte di vita, i colori che ci rappresentano come elemento identitario, ceramiche dipinte a mano, realizzate esclusivamente a mano, dipinte, grafici, e simboli che rappresentano il contesto familiare, quindi l'unione dei nuclei e quindi la sinergia tra le comunità che viene dai singoli. Insieme, e io lo dico sempre, si fa la differenza, tutti quanti si fa squadra e si raggiungono gli obiettivi. Ecco, quello di stasera è un ulteriore grande obiettivo, traguardo raggiunto dall'amministrazione, che è riuscita a dimostrare che la bellezza è una ed è quella del nostro territorio. Il punto fondamentale di quest'opera è l'acqua, perché l'acqua è vita, è anima, è amore e famiglia, quindi rappresenta la vita, il nucleo familiare, è il motore del tempo, il tempo che cambia, quindi passato, presente e futuro, ed è un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Con le anfore noi vediamo corpo e anima, quindi contenuto e contenitore, e l'anima è immortale. L'intervento è mirato soprattutto a quello di recuperare il nostro panorama e quindi ridare in maniera, diciamo, prepotente, ecco, quella che è la bellezza delle nostre prospettive, anche ammirandole dalla piazza. Il nostro, diciamo, il comune denominatore di questo progetto, oltre appunto alla parte del panorama, è stato quello di dare una fruibilità più lineare rispetto alla precedente. E poi, al di là di qualsiasi discorso dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, diciamo, di contratti e di parcelle varie, diciamo che il mio contributo, oltre a quello dell'impresa e delle altre figure che sono entrate all'interno di questo intervento, è quello di dare quel di più, quella parte che usciva fuori dalla nostra anima come realmontesi doc, e dare veramente e finalmente questi spazi alla comunità. È stato proposto questo progetto così ambizioso, perché dico ambizioso perché nel termine ceramistico realizzare queste anfore così di una certa grandezza hanno delle difficoltà, però ho sposato il progetto e ho cercato, come vedete, di portarlo a termine e ringraziando alle nostre, diciamo, anche ai miei collaboratori, insomma, abbiamo realizzato questa grande opera. Spero che lo potete apprezzare per quello che è, sperando che possa dare anche un valore aggiunto a questo paese che è veramente meraviglioso, con la speranza che il progetto di per sé parla della famiglia, che la famiglia è la cosa più importante, che è la base della nostra vita. E sabato scorso a Santa Margherita di Belice la cerimonia di consegna del 18° premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Francesco Piccolo per La bella confusione. Le interviste e servizio. A Santa Margherita di Belice la cerimonia di consegna del 18° premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Francesco Piccolo per La bella confusione. Artisti, scrittori, critici letterari e cinematografici sono stati ospiti della serata queste. Ornella Muti. La chiusura del Festival Gattopardiano è avvenuta con il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi. Salvatore Nonico, presidente della giuria, in conferenza stampa ha spiegato le ragioni del conferimento del 18° premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore tra i più noti di successo del momento.
La cerimonia di consegna si è svolta sabato sera a Santa Margherita del Belice nel suggestivo contesto scenografico di Palazzo Filangieri Cutò di Donna Fugata del Gattopardo, con un parterre di artisti, scrittori, letterari presentati da Salvo Sottile, Ariana Volpe, Fausto Leali, Federico Zampaglioni, Ornella Muti, tra gli ospiti d'eccezione. Sì, in occasione del doppio anniversario, i 65 anni dalla pubblicazione del romanzo e i 60 anni dall'uscita del film di Luchino Visconti, abbiamo pensato di costruire attorno alla cerimonia di conferimento del premio un calendario di appuntamenti che potessero rendere omaggio alle 1000 vite del romanzo, ma anche un tributo a colui che è stato veramente il più grande custode delle memorie lampedusane, che è Gioacchino Lanza Tomasi. E in particolare ci siamo riferiti a un suo intervento sulle pagine di Repubblica, in cui auspicava che alcuni dei grandi nomi della letteratura che sono stati premiati e annoverati nell'Albo d'Oro del premio Tomasi Lampedusa, come Abraham Yoshua e Mario Vargas Llosa e Xavier Marias, e che avevano ammesso che il Gattopardo aveva influenzato fortemente la loro prosa e la loro letteratura, auspicava un ritorno di questi scrittori per poter celebrare il lascito che un grande romanzo come il Gattopardo ha avuto nella cultura europea. 5 anni dopo noi abbiamo ripreso questa volontà, visto che Gioacchino Lanza Tomasi ci ha lasciati recentemente, costruendo questo calendario di appuntamenti attorno a questa volontà di restituire al Gattopardo, attraverso questi appuntamenti in cui Santa Margherita assurge veramente a personaggio del romanzo, una nuova vita. Premio Tomasi di Lampedusa, siamo alla 18ª edizione, esiste un legame indissolubile tra Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Santa Margherita di Belice. Ricordiamo che la donna fugata del Gattopardo è appunto proprio quella di il palazzo di Filangieri Cutò di Santa Margherita di Belice, e lui lo dichiara proprio in una lettera che fa a Enrico Merlo di Tagliavia, scrivendo proprio che il palazzo donna fugata corrisponde a quello di Santa Margherita di Belice, mentre come descrizione del paese corrisponde a Palma di Montechiaro. Quindi abbiamo anche questo gemellaggio con Palma di Montechiaro, quindi per noi è veramente fondamentale la letteratura, perché appunto il Gattopardo ci ha riscattati da terra di terremoto, siamo stati adesso conosciuti come terra, siamo stati ribattezzati come terra del Gattopardo, e quindi per noi è un valore veramente importante. Intendo che quando sono diventato un adolescente e ho cominciato a sentire una specie di voglia di sensibilità, cosa che i maschi meridionali del mio tempo sentivano poco, una professoressa mi ha messo in mano il primo libro dell'età adulta, ed è stato il Gattopardo. Quindi il Gattopardo per me è l'inizio dell'amore per la lettura, e questo rapporto con il Gattopardo per me è stato decisivo. Tiene molto al dialogo tra il vino e l'arte, in particolare la letteratura. Ci chiamiamo Donna Fugata, è una citazione dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Il premio è importante per il territorio e noi siamo stati supporter di questo premio per tanti anni. Abbiamo accolto nelle nostre tenute scrittori del calibro di Abraham Yoshua, Tar Benjeloun, Anita Desai, Claudio Magris, veramente persone incredibili che hanno dato un taglio internazionale a questo premio. È un modo per supportare il territorio, sperando in un turismo anche culturale da queste parti. Ma l'ho detto già all'inizio, quando mi hanno detto di presentare il vincitore, è un grande libro letterario, ma è anche un libro che nel momento in cui per la prima volta si riunisce la giuria per il premio, e con l'assenza del vecchio presidente, che è morto, Giuseppe Gioacchino Lanza, abbiamo avuto una sensibilità in più verso il romanzo, cioè non solo una grande opera letteraria, ma parla del Gattopardo di Visconti, ma parla anche del Gattopardo di Tomasi. È un onore rappresentare l'Agenzia Nazionale del Turismo questa sera in questo bellissimo palcoscenico naturale, in occasione di questo importantissimo premio letterario. Perché siamo qui come agenzia? Perché oggi il turismo cambia, i turisti vogliono vivere delle esperienze, non vengono solo per le città d'arte, e quindi questi premi, queste manifestazioni rendono vivi i territori, ma riescono anche a raccontare un territorio, raccontare le bellezze di questo territorio. Quindi il premio letterario Tomasi di Lampedusa continua a crescere nel format. Quest'anno ritengo che sia un'edizione bellissima e aspettiamo delle grandi cose anche per il futuro. La bocca infantile, quello delle fragole,
Sotto la massa di capelli di color notte, avvolti in soavi ondulazioni, gli occhi verdi albeggiavano, immoti, come quelli delle statue, e come essi, un po' crudeli. Procedeva lenta, facendo roteare intorno a sé l'ampia gonna bianca e ricava nella persona la pacatezza, l'invincibilità della donna di sicura bellezza. Molti mesi dopo soltanto si seppe che al momento di quel suo ingresso trionfale essa era stata sul punto di svenire dall'ansia. Non si curò del principe che correva verso di lei, oltrepassò Tancredi che le sorrideva trasognato. Dinanzi alla poltrona della principessa, la sua groppa stupenda disegnò un lieve inchino e questa forma di omaggio inconsueta in Sicilia gli conferì in un istante il fascino dell'esotismo, in aggiunta a quello della bellezza paesana. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Si è conclusa positivamente la saga del melone giallo a Ioppolo Giancaxio, che si è svolta durante il fine settimana, grande l'affluenza di pubblico che si è registrata. Tanti hanno potuto così gustare le pietanze preparate per l'occasione all'interno dei cortili di Ioppolo Giancaxio. Ioppolo Giancaxio, cittadina a pochi chilometri da Agrigento, nota per il suo impatto e per un'estate ricca di eventi iscritti alla saga del melone giallo di Abruzzo. Ioppolo illuminato la saga del melone giallo di questa cittadina. Eccoci la siamo arrivati alla 22esima sagra del melone giallo. Per noi Ioppolo è in testa e non c'è solo Ioppolo, ma abbiamo coinvolto quasi tutta la provincia di Agrigento e fuori provincia. L'abbiamo strutturata in dei cortili. Abbiamo il cortile dove ci sono cavatelle al melone e pesto, il cortile dove ci sono le mafaldine con panelle al melone, lo stand dei cannoli con il ricotto al melone e l'altro stand è quello dei cazzilli al prosciutto crudo e melone. Infatti noi sulla sagra del melone giallo puntiamo buona parte dello sforzo economico del bilancio comunale per cercare di pubblicizzare un po' il paese, cercando di avere qualche attrazione per un eventuale ripopolamento di questo piccolo paese. Certo, noi abbiamo molti produttori di melone giallo a Ioppolo e questo serve anche a cercare di farli sviluppare un po' di più perché sono produttori giovani e quindi cerchiamo anche con la saga del melone giallo a dare una mano a queste attività economiche. Come ogni anno la saga del melone giallo a noi iopporesi ci affascina, ci teniamo tanto a portarla avanti. Come ogni anno noi siamo e si svolgeranno le altre degustazioni. Sempre siamo numerosi e quest'anno veramente, nonostante dico la serata che non promette le condizioni, però tutto procede per il verso giusto, sì, siamo contenti di una bella serata. Ci auguriamo che prosegua fino avanti con gioia vi accogliamo e diamo il benvenuto a Ioppolo Giancaxio. Certo, l'abbiamo valorizzato in diverse tipologie. Abbiamo fatto la panella di melone e il cazzillo di melone spento. Abbiamo fatto pure un primo sempre a base di melone della parte alta, quindi abbiamo dato questo valore così importante che possiamo riuscire a fare qualsiasi cosa con un alimento prodotto questo. La panella per esempio è sempre la farina di ceci? Sempre la farina di ceci come base, però abbiamo usato l'acqua del melone.
mentre la costituzione Il cazzillo invece è un fiocco di patata idratato con l'acqua di melone, sempre lo stesso liquido. Era una patata disidratata, però abbiamo idratato. Devo dire che ormai siamo all'appuntamento che ogni anno è atteso da tutta la provincia di Agrigento. Siamo ai livelli veramente ormai alti, quest'anno si è un discorso di gruppi e la gente sta rispondendo alla grande, diciamo. Siamo molto contenti di questo appuntamento che viene ogni anno da parte della gente rispettato e regolato l'acciaio. Abbiamo cercato di costruirlo, di farlo andare ormai, siamo oltre la 20ª edizione, abbiamo cercato sempre di farlo andare e migliorarla sempre e sicuramente quest'anno siamo al top. Sicuramente, perché con il nuovo sindaco abbiamo condiviso 10 anni di amministrazione e quindi è una continuazione in tutti i sensi, anche nel processo. È un treno storico non episodico, grazie al finanziamento della Regione Siciliana partiamo questo 2023 con 51 corse sui percorsi più belli delle linee tortuose ferroviarie della Sicilia. Ma lo facciamo da un posto iconico, un posto riscoperto e abbandonato, il grande corridoio della sala d'attesa di Messina Marittima che la Fondazione FS vuole riconvertire come museo della navigazione dello Stretto. Quali sono le caratteristiche del treno che tra qualche minuto partirà per questa corsa? È il primo treno, è un treno completamente restaurato, i cui vagoni e la locomotiva risiedono permanentemente in Sicilia, al deposito di Palermo. È un treno degli anni 30 con delle carrozze in legno di terza classe e un piccolo aggiunta, una carrozza di prima classe con il velluto imbottito e un grande bagagliaio portabici. Si possono caricare le biciclette, gli zaini, gli oggetti ingombranti, insomma tutto è fatto per un turismo di prossimità, un turismo questa volta davvero sostenibile. Pensate che la locomotiva che lo traina è una locomotiva del 1965, elettrica. Fu lei che aprì la trazione elettrica da Messina a Palermo sostituendo le anziane vaporiere. L'Italia è bella ma soffre del fenomeno di sovraturismo. Chi viene in Sicilia vede il centro storico di Palermo, vede la meraviglia di Taormina, nulla togliere, ma c'è altro, c'è la Sicilia interna, c'è la Sicilia meno conosciuta, quella raggiunta dalle nostre piccole stazioni. Noi vogliamo portarli lì i viaggiatori. Messina è la porta della Sicilia, noi vogliamo arrivare in treno, potenziare la fase di traghettamento dal punto di vista turistico. Non dimentichiamo, lo dico per la Sicilia, è l'ultimo servizio di traghettamento di treni al mondo. Un americano all'imbarco di Villa San Giovanni, benedotto con una guida che spiega l'ormeggio della grande nave del binario, un americano o uno straniero rimane stupefatto di come il treno si muova sull'acqua. Noi vogliamo che la vacanza inizi sul treno e per noi entrare a Messina via ferro è fondamentale. Passiamo alle notizie sportive. L'Akragas ha svolto una partita amichevole contro San Giovanni Gemini, 8-0 il risultato finale. Sentiamo il servizio del collega Carmelo Lentini. Inizia questo lunedì la terza settimana di preparazione della rosa dei calciatori del Gigante. Si sono evidenziati dei progressi sostanziali sia in tenuta fisica che tecnica, ma c'è ancora molto da lavorare in attesa che tutti i nuovi aggregati possano recuperare il tempo perduto e quindi allinearsi al resto del gruppo. Ma la scorsa settimana è stata arricchita da un ulteriore colpo di mercato, per certi versi inatteso. Ha firmato per l'Akragas il difensore Marco Rossi, difensore classe 1987, ex Parma, poi Bari, Cesena, sempre nella massima serie, e poi di Perugia, Varese e Reggina in Serie B. Un Akragas dunque ambizioso, che in occasione della recentissima conferenza stampa ha presentato dei progetti, oltre che calcistici, e anche quelli dello sport in genere, con attenzione particolare rivolta nei confronti della solidarietà e dei disagiati. Nei dettagli si sono soffermati il vicepresidente Carmelo Callari, la club manager Giovanna Chimento e il DG Graziano Strano.
E non finisce qui, ha dichiarato lo stesso patron del club, alludendo ad altre iniziative e sorprese dell'ultima ora. L'ultima notizia riguarda il lavoro congiunto con i cugini del San Giovanni Gemini e vinto dai ragazzi di Marco Coppa con il risultato di 8-0. Ed ora spazio alle interviste e anche a riguardare le reti segnate dal Gigante in questa prima uscita stagionale. Mister Marco Coppa, primo test amichevole della stagione per l'Akragas in casa contro il San Giovanni Gemini, vittoria ovviamente netta per i biancoazzurri. Le cose buone e quelle meno buone viste oggi? Ce ne sono tante buone, devo dire la verità, soprattutto nella prima frazione di gioco, poi sicuramente ci sono tantissime cose da sistemare, ma siamo ancora all'inizio, per cui abbiamo la fortuna di avere un po' di tempo davanti prima delle prime partite ufficiali per sistemare alcune cose che vanno sistemate, perché sicuramente non possiamo essere ancora nelle migliori condizioni sia da un punto di vista atletico ma anche tattico. In grande evidenza i giovani. E questa è una cosa che mi fa grande piacere, perché i giovani in una squadra come una rosa della Serie D, dove sappiamo che metà della rosa devono essere almeno giovani, under, speriamo di averle sempre di qualità, e oggi hanno dato una grande risposta, devo dire, tutti, 2004, 2005, tutti quelli che sono stati chiamati in causa hanno dato una grande risposta, e questo per me è veramente importante, perché, ripeto, conosciamo l'importanza degli under in una squadra di Serie D. Direttore Cammarata, primo test amichevole dell'Akragas in casa contro il San Giovanni Gemini, vittoria netta per i biancoazzurri. Che Akragas ha visto? No, ma al di là del risultato, che conta poco, logicamente si è vista una squadra giustamente che ancora ha dei carichi di lavoro importanti nelle gambe, e onestamente sia io che Santo che il mister volevamo vedere all'opera i giovani. Devo dire che ci hanno soddisfatto abbastanza, vuol dire che non dobbiamo cercare in maniera spasmodica ancora qualche juniores, perché quelli che avevamo preso sì li conoscevamo, ma oggi li abbiamo visti per la prima volta in una partita, non dico vera, ma a tutto campo, però devo dire che la squadra si è comportata bene, si inizia a vedere un po' la mano del mister Coppa, ma siamo solamente alla prima, dopo 10 giorni di lavoro, si iniziano a prendere le misure dentro il campo. Vedremo la caratteristica particolare di questo inizio di campionato. Il presidente Deni ha dato delle impronte e spetta a noi portarle avanti, in quanto la società e il gruppo dirigenziale è così ben fornito e così forte da portare ad arrivare agli obiettivi che l'Akragas quest'anno si prefigge. Ci apprestiamo a fare questo campionato semiprofessionistico e vogliamo dare quest'anno, come non mai, un'impronta diversa alla società Akragas. L'Akragas non è solo lo sport o il calcio, l'Akragas vuole essere anche presente all'intera cittadinanza nei vari valori che prefigge l'uomo, cioè nel sociale, nell'integrazione. Si proietta, grazie a questa nuova idea di portare avanti nuove progettualità che non siano solo sportive, appunto perché la dirigenza è così ben fornita di intelligenze che possono portare avanti e realizzare gli obiettivi che quest'anno l'Akragas vuole portare a compimento. Quindi va bene il calcio, quindi va bene lo sport, quindi va bene l'intera cittadinanza che si avvicina a questa attività sportiva, ma vuole essere lo sport solo il frontman dell'Akragas. L'Akragas vuole portare avanti altre opere, altre interessanti iniziative per coinvolgere tutti coloro che non sono fortunati come noi, coinvolgere quelle cooperative che hanno al loro interno dei giovani sfortunati, affinché sia un Akragas globale. Per cui passo la parola a coloro che hanno questi ruoli da portare avanti nell'interesse di tutti quanti. Allora, noi come Akragas quest'anno vogliamo portare avanti dei progetti per cercare di aiutare le persone meno bisognose. Noi abbiamo firmato una lettera di intento con l'associazione dei volontari di strada, che tutti conosciamo, un'associazione che si occupa di aiutare le persone meno abbienti, le persone che hanno problemi economici, condizioni sanitarie,
e questa associazione ad oggi aiuta 300 famiglie con un numero circa di 1050 persone da aiutare ad oggi. Noi come Acregas vogliamo iniziare a cercare di creare delle soluzioni, cercare di creare dei progetti per aiutare queste persone. Abbiamo firmato una lettera di intento con la cooperativa sociale Il Delfino, che è una cooperativa che si occupa di aiutare dei minori che sono non accompagnati. Abbiamo firmato questa lettera di intento perché noi come Acregas abbiamo preso un accordo di aiutare l'associazione e di integrare questi ragazzi. Questo praticamente li aiuteremo a farli allenare nel nostro settore giovanile per un numero di 8 ragazzi alla settimana e intanto cercare di integrarli, perché quello che interessa a noi è integrare questi ragazzi nel sociale. Il vicepresidente Cagliari ha dato una chiosa su quello che vuole fare l'Acregas quest'anno. Dietro le mie spalle non sono guardie del corpo, ma sono delle persone che sono state scelte minuziosamente dal patron Cagliari e Deni, e hanno formattato questo management. Alla mia sinistra c'è il nostro social media manager che è Nando Fasone, dietro il vicepresidente Cagliari c'è Gianmarco Puglisi che sarà responsabile della nostra Academy, e dietro di me c'è il buon Peppe Lopresti che, al di là dell'aver portato e supportato le trattative con il buon Santorusso, Giama, Morimoto e Litteri, è il nostro responsabile dell'area scouting. Premesso questo, oggi l'intento, la voce del presidente Deni siamo diventati noi ufficialmente. Lui preferisce muovere naturalmente le fila dal remoto, quindi ci dà delle mansioni molto importanti, perché in questo momento rappresentiamo la città e rappresentiamo il progetto del padron Deni. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, augurandovi una buona serata.